Dopo il Covid-19 Eurolingue ad Agrigento, ma non solo, riprende l'attività, in che modo? Sì, siamo molto contenti di avere questa opportunità di appunto riprendere le nostre lezioni in presenza e anche gli esami che si svolgeranno tra giugno e luglio. Siamo in attesa della conferma ufficiale, insomma, dell'ordinanza regionale che arriverà a breve, però si profila un risvolto positivo perché tutte le regioni hanno già discusso abbondantemente su queste tematiche e insomma, si sono avuti già riscontri favorevoli in altre regioni, quindi pensiamo che anche la Sicilia si allineerà e ci darà la possibilità appunto di fare esami tra il mese di giugno, esami Cambridge tra il mese di giugno e il mese di luglio che si prospettano abbastanza intensi. Cambridge dal canto suo ci ha dato l'opportunità di avere un calendario molto flessibile, molto aperto, grande disponibilità per venire incontro appunto alle esigenze dei nostri candidati che quest'anno purtroppo hanno avuto difficoltà ovviamente a svolgere gli esami in quanto dall'inizio del Covid appunto abbiamo dovuto bloccare tutte le sessioni, però adesso siamo pronti a ripartire sia con i nostri corsi in presenza presso le nostre sedi, nelle nostre scuole, sia con appunto le certificazioni Cambridge che si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio, sia anche con eventi particolari come per esempio un seminario AISLI, che è l'associazione italiana che raccoglie le scuole di lingue di eccellenza sul territorio italiano, un webinar che si terrà oggi alle 4 del pomeriggio con Adrian Underhill, Adrian Underhill è un famosissimo docente e formatore di insegnanti di lingua inglese, quindi chi vuole può ancora avere l'opportunità di registrarsi per il webinar di oggi alle 16. Quindi siamo stati presi da tante attività, anche durante il Covid abbiamo avuto l'occasione di offrire a chi volesse la possibilità di fare delle conversazioni di inglese gratuite, proprio con lo scopo di dare una mano, insomma, a chi era a casa in situazioni di difficoltà, e adesso le nostre Happy Chat Hours, che hanno avuto grande successo, continuano con modalità di abbonamento, quindi chi vuole potrà abbonarsi e continuare questo percorso insieme a noi, che ha avuto grande riscontro. So che aprirete delle nuove attività, ecco, dopo il Covid non state fermate, so che presto ci sarà una nuova sede di Eurolingue. Dove? Sì, avevamo in sospeso l'inaugurazione della sede di Eurolingue Cammarata, che purtroppo è stata bloccata appunto dal Covid, però ci siamo portati avanti col lavoro e presto faremo una bella festa per appunto onorare anche questo importante evento. Devo dire che adesso che si è aperta la dimensione online, chiaramente la porteremo avanti e quindi non sarà un discorso occasionale, ma sicuramente proporremo altre soluzioni alternative. Per esempio stiamo già predisponendo dei corsi di video lezioni, quindi chi vorrà potrà anche usufruire di queste opportunità.